L'ingresso delle acque del fiume Fratta nell'Ebbe, il grande canale che attraversa la pianura veneta raccogliendo le acque per garantire continuità alle produzioni agricole, segna ogni anno l'avvio della stagione irrigua, che parte male quest'anno in Veneto, dove la siccità sta mettendo a rischio anche le irrigazioni. Di qui il grido d'allarme di tutti gli attori del consorzio, ma anche dell'Unione Bonifiche, che chiedono garanzie sulla fornitura idrica perché le acque non siano trattenute nei bacini di montagna. Noi dobbiamo lavorare e far sì che anche le aziende lavorino su una certezza, perché nel 2017 non possiamo più far sogni o pensare che qualcosa o prima o dopo si sistemi. Bisogna che cominciamo a lavorare nella realtà, lavorare per una concretezza e cercare di dare quella serenità a chi sta investendo in campagna o nelle strutture, negli ambienti, ai vari paesi che magari stanno facendo con i loro sindaci in prima persona degli investimenti per cercare di rendere più vivibile il loro territorio. Un incontro a Cologna Veneta ha riunito tutti i protagonisti con una richiesta unanime di un tavolo di concertazione con la Regione Veneto per definire un possibile piano di interventi. Per trovare un sistema di gestire assieme questo momento di difficoltà. Questo vale per tutto il Veneto, in principal modo vale soprattutto per l'Adige, perché con l'Adige dovremo aprire anche un tavolo assieme al Trentino, perché è alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, cosa non semplice, per cui abbiamo chiesto questa mattina, parlando dell'assessore Pan, gli ho anticipato la nostra richiesta di convocare urgentemente questo tavolo, perché è fondamentale aprire questo tavolo per poi iniziare dei percorsi di ulteriori ragionamenti di razionalizzazione dell'uso dell'acqua. Un ruolo importante ce l'hanno come sempre le infrastrutture, difficile ad oggi reperire le risorse anche per la sola manutenzione degli argini dei canali. Sta partendo a livello nazionale il piano sviluppo nazionale del sviluppo rurale, sono 300 milioni a livello nazionale, anche in Veneto dovrebbero arrivare una somma ingente di risorse, queste dovrebbero iniziare a finanziare quelle opere necessarie, più che soprattutto quelle opere pronte dalla progettazione per risolvere questi problemi. Ecco, si lamenta però che la gran parte delle risorse prendono la direzione del sud, mentre qui la campagna soffre. Le risorse sono divise da una legge nazionale da diversi anni in modo 80-20. Io credo che la vera sfida del futuro sarà quella di riuscire a distribuire le risorse in funzione di quelle regioni e di quelle capacità di spesa che riusciremo a dimostrare e in funzione di quelle capacità progettuali che riusciamo negli anni a dimostrare.